L'ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, non manca mai al Coffee Show Latte Art perché fin dai primi passi, fin dalla prima edizione, si è compreso benissimo come possa essere l'occasione migliore per far capire che l'enogastronomia, c'è il mondo del caffè, ma il vino insomma è un mondo anche importante soprattutto per il nostro territorio, possa essere sicuramente un volano per lo sviluppo, perché no, per la promozione di quello che di buono sappiamo fare, e poi anche un modo per trasmettere l'importanza di allenare il palato, di conoscere, di allenare i sensi e di scoprirne forse anche di nuovi rispetto a quelli che siamo abituati ad avere. Sì, l'ONAV diciamo che ogni anno è sempre presente a questa manifestazione, come tante altre che vengono organizzate a Siracusa e provincia, e non per ultima è stato fatto all'antico mercato nel Sud-Est Wine di qualche settimana fa. Sì, diciamo che il mondo del vino negli ultimi tempi sta riscontrando parecchio successo, ormai è molta gente che si avvicina al piacere di bere del buon vino, e quindi l'ONAV, diciamo, l'ONAV di Siracusa è molto presente, molto attiva. Ora stiamo iniziando a novembre un ulteriore corso che prevedrà 18 lezioni con la degustazione, quindi la parte teorica e anche molto pratica con degustazioni di vini, che cerca di avvicinare più persone possibili al mondo del vino. Più io consumatore, consumatrice nello specifico, conosco quello che lei mi offre, più avrò la capacità di pretendere il meglio. Certamente, e questo è il nostro intento. L'intento nostro è quello di fare in modo che il consumatore, il cliente pretenda che le aziende vinicole, le aziende agricole facciano sempre delle migliorie affinché il prodotto siciliano, che già è un prodotto abbastanza positivo perché la Sicilia offre davvero in lungo e in largo dei vini molto interessanti, sia dei vini autoctoni per quanto riguarda il Nero d'Avola, e quindi diciamo che l'intenzione dell'ONAV è quella appunto di fare in modo che il consumatore prenda esperienza, conosca il vino e pretenda soprattutto un buon vino.